E ora parliamo di Cortina d'Ampezzo, che ha presentato la sua candidatura per i mondiali di sci del 2017. Testimonial del centro dolomitico Alberto Tomba, il servizio di Luca Ginetto. C'erano anche le Olimpiadi low cost presentate dal Veneto. Oggi replichiamo questa proposta, sci mondiali di sci 2017, sempre low cost, nel senso che il pubblico non paga e li sostengono i privati. È questa la sfida che lancia Cortina per ottenere la rassegna iridata dello sci alpino nel 2017. L'Executive Board, presieduto da Gianni Zonin, conta già adesioni di imprenditori del calibro di Ennio Doris, Giancarlo Abete, Gianfranco Zoppas e manager come Innocenzo Cipolletta e Andrea Monorchio. Dopo le bocciature per il 2013 e il 2015, la regina delle Dolomiti ci riprova. Cortina è riuscita a catalizzare attorno a questo progetto tante energie, tante risorse, tante personalità. Credo quello che magari era mancato le altre volte, credo anche quello che serve per portare a casa un evento di questo livello mondiale. Al telefono il segretario generale del CONI, Raffaele Pagnozzi, rinnova il sostegno alla candidatura ampezzana. Cortina ha detto: la nostra prima città olimpica, regione e comune saranno i primi a portare la bandiera, ma ci saremo anche noi con tutte le capacità diplomatiche che abbiamo a livello internazionale. Testimonial di Cortina 2017 sarà Alberto Tomba, che proprio in questi giorni celebra i 20 anni dai trionfi olimpici di Albertville e i 2 ori mondiali di Sierra Nevada. Il campione bolognese mette in guardia sulla rivale storica St. Moritz. C'è una grande Svizzera, un St. Moritz molto forte, un oro un po' meno perché ha già fatto tanti mondiali, 2 o 3, e che sia una volta buona, che devo dire, aspettiamo maggio.